Allora, qui al nostro Hot Corner a Bari, Fabrizio Gifuni al suo primo Hot Corner, non sei mai stato a un Hot Corner, Fabrizio, quindi questo, No. così qui c'è la spilla che ti aspetta dopo, quindi... Molto bene. Esatto, senti, non sei venuto a Bari per venire all'Hot Corner, però, ma per prendere un premio. Il premio però quando si riceve un premio è sempre un modo per guardarsi indietro anche, no? Che effetto ti fa adesso vedere, tra l'altro è il trentennale, anche se tu vuoi dirlo o non vuoi dirlo? No, Ci tieni comunque? No, lo dico volentieri perché è un bel compleanno. Il 30° anno, che è un bellissimo racconto di Ingmar Bachmann su cui ha fatto il film Margaret von Esatto, Trott. che è stata questa mattina. È una bella cifra, ma poi soprattutto penso che siano stati 30 anni belli, 30 anni fortunati, 30 anni ricchi di incontri con giovani autori, con maestri del cinema e del teatro. Soltanto i ricordi e la memoria sul Bifest, sui film che ho presentato al Bifest, sono un bagaglio ricchissimo qui al Bifest. Dopo il Festival di Cannes è arrivata la Meglio Gioventù, poi è arrivato il film su Franco Basaglia, C'era una volta la città dei matti, qualche anno fa il film di Daniele Vicari su Pippo Fava, Prima che la notte, l'anno scorso questo bellissimo ricordo con la proiezione dell'amore probabilmente di Giuseppe Bertolucci, che è stato per me uno degli incontri più belli e più importanti della mia carriera, perché Giuseppe è stato una persona meravigliosa, illuminata, che spaziava un po' come me, aveva un grande amore per il cinema, ma anche per il teatro. Tutte le sue scoperte anche attoriali da Benigni eccetera partivano dal teatro, poi diventavano trasmissioni sperimentali per la televisione, poi diventavano cinema, quindi ecco, soltanto il Bifest è veramente una parte di tutto questo. Sì, è una memoria di ricordi fortissima. Poi sono doppiamente contento perché 9 anni fa mi è stato assegnato, avevo vinto il premio Vittorio Gassman per Il Capitale Umano, che è stato un altro film importantissimo, ma stavo lavorando e non sono potuto venire di persona, quindi quest'anno sono molto felice invece di farlo per un film così importante come Esterno Notte, di cui abbiamo parlato tantissimo al Festival di Cannes in occasione dell'uscita, e io insomma non finirò mai di ringraziare quel gigante assoluto che si chiama Marco Bellocchio, che verrà fra qualche giorno qui al Bifest, perché mi ha dato la possibilità di fare, credo, una delle cose più belle, forse più mature che ho fatto finora. Quindi insomma sono 30 anni, dai, alla fine poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Il titolo della tua autobiografia. Poteva andare peggio. Fabrizio, però se tornassi indietro nel 93 proprio e incontrassi quel Fabrizio Gifuni lì, cosa gli diresti? Poi ti dico anche il mio film preferito tra tutti quelli che hai fatto. Ma gli direi che ha avuto una buona resistenza fisica. Gassman era il primo, a proposito, che diceva la prima dote per un attore, per un interprete è la salute, diciamo, esatto, perché l'usura del corpo è una cosa con cui fare i conti, soprattutto in teatro, soprattutto per chi fa tanto teatro come me. Gli direi che ha avuto una gran fortuna a incontrare un maestro che è stato forse il maestro di tutti i maestri in Italia, che è stato Orazio Costa, di incontrare Massimo Castri nel 93 nel mio primo spettacolo con Elettra, di aver avuto anche la possibilità di fare degli incontri forse quando era il momento giusto di farli. Ad esempio penso a quello spettacolo strabiliante che è stato l'Eman Trilogy con Luca Ronconi, e io continuo a pensare che quell'incontro con Luca, che è arrivato proprio al photo finish della sua vita e della sua carriera, perché lui poi è morto dopo poche settimane che eravamo in scena, anche quello essere lì. Sì, probabilmente l'Elettra e l'incontro con Massimo dovevano arrivare nel 93, l'incontro con Luca doveva avvenire quando è avvenuto,
Io su questo ho, sono abbastanza fatalista, cioè credo... È successo perché doveva succedere. Sì, credo che qualcuno tiri i dadi non casualmente. Senti, per chiudere un minuto, visto che Sì. già ci fanno segni dalla regia, abbiamo avuto l'anno scorso Lorenza Indovina, il corner, e un minuto per parlare di Un amore di Tavarelli, che è un film che è invecchiato benissimo, la regia deve concedercelo. Un amore è stato un film importante perché intanto un film unico, perché è la prima volta che faccio un film in 12 giorni, cioè un percorso netto, dovuto al fatto che il film, per chi non l'avesse visto e cercate di recuperarlo, erano 12 piani sequenza, naturalmente Esatto. 12 piani sequenza costruiti nel tempo, Sì. con, Live Aid. con alcuni mesi di lavoro fatti con Lorenza e con Gianluca Tavarelli a casa mia, in cui provavamo le scene con dei trucchi artigianali, cioè capelli in giù, capelli indietro, per passare dai 20 anni ai 30 anni. È un ricordo bellissimo quello che ho. Lorenza è stata una compagna di lavoro fantastica, abbiamo avuto una grandissima intesa, ci siamo ritrovati nel film di Daniele Vicari in un'altra coppia un po' tormentata, che era quella di Pippo Fava e di sua moglie, che avevano un rapporto abbastanza contrastato, però è un bellissimo ricordo, un amore. Tanto film invecchiato benissimo, andate a vederlo. Fabrizio Gifuni, Lot Corner, grazie. Fabrizio. Viva!